conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912, prima di ogni partita del campionato di Serie C. Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Venerdì in campo per il Lecco, ben ritrovati amici di LCN Warm Up. Siamo qui nel nostro studio perché appunto il Lecco è pronto a tornare in campo e lo farà allo stadio Riga Monticeppi in un venerdì sera, nel giorno tra l'altro del patrono San Nicolò della città, quindi una giornata che si spera possa anche concludersi in maniera festosa, allegra finalmente, perché appunto i blucelesti sono reduci da un'altra settimana tutt'altro che facile. Quindi entriamo subito nel vivo di quelli che sono i temi del giorno, i temi della settimana. Il Lecco, lo sapete, è reduce da un altro pareggio molto deludente, uno 0-0 in casa dell'Albino Leffe a Zanica, che ha lasciato davvero tanta delusione, tanta amarezza, perché soprattutto la prestazione non è stata assolutamente positiva. Il Lecco tra l'altro ha giocato una buona mezz'ora in superiorità numerica per un'espulsione tra le file dei padroni di casa e nonostante questo non è riuscito a portare a casa un risultato positivo, o meglio una vittoria che avrebbe davvero aiutato tanto dal punto di vista sia della classifica che del morale. Quindi uno 0-0 che tra l'altro ha lasciato in dote al Lecco anche ulteriori infortunati, e quindi oggi siamo qui a parlare di un Lecco in totale davvero emergenza, perché oltre ai lungodeggenti, Marrone e Gunduz, lo sappiamo, il Lecco non li avrà a disposizione ancora per un po'. Dalla trasferta di Zanica sono tornati in maniera molto, sono tornati molto malconci Rocco e Luachimà e Frigerio. Rocco è quello che ha avuto la peggio perché ha rimediato delle fratture alla testa, quindi un infortunio abbastanza serio che lo terrà lontano dai campi a lungo. Al momento è tornato a casa, l'attaccante non è assolutamente a disposizione, non lo sarà appunto per diverso tempo, in attesa poi del mercato che potrà pure regalare qualche sorpresa in tal senso. Non ci saranno domani nemmeno Frigerio e Luachimà, appunto tornati entrambi con un problema muscolare dalla trasferta nella Bergamasca. Ma l'elenco degli indisponibili, come anticipavo, è molto lungo, perché il Lecco non abbiamo notizie dell'ultima ora da mister Gennaro Volpe, ne parleremo poi in seguito perché non c'è stata la consueta conferenza stampa della vigilia, ma le ultime informazioni che abbiamo parlano di una serie di giocatori ancora in dubbio, in forte dubbio, anzi più verso la non convocazione o comunque la non disponibilità. Parliamo di Battistini, di Beghetto, di Billong e poi appunto di Frigerio e Luachimà, che tendenzialmente non potranno essere a disposizione. All'elenco degli infortunati si aggiunge Di Gesù, altro giocatore che sarà destinato a rimanere ai box per un po' di tempo, quindi ecco la situazione è abbastanza chiara. Gennaro Volpe, il tecnico, avrà sostanzialmente scelte obbligate per il match di domani contro il Caldiero Terme, non l'abbiamo ancora detto ma l'avversaria sarà proprio la squadra veneta, e quindi ecco situazioni complicate, scelte praticamente forzate per l'allenatore e il suo staff. Dicevamo quindi situazione complessa, complicata, una settimana quindi di allenamenti complessi anche da questo punto di vista per il tecnico, per tutta la squadra, che chiaramente ha potuto lavorare con pochissimi uomini a disposizione, e tra l'altro una settimana intensa anche dal punto di vista societario, perché in questa settimana sono registrate le dichiarazioni del patron, presidente Agnello Aliberti. Aveva parlato nelle scorse settimane il vicepresidente Francesco Aliberti, appunto. Questa volta invece è stato proprio il patron a prendere la parola in un'intervista a cui ovviamente noi di LCN abbiamo risposto, abbiamo raccolto tutte le sue dichiarazioni, un'intervista a fiume molto lunga in cui ha toccato tantissimi temi di questi suoi primi mesi qui a Lecco in blu celeste. Ha parlato degli acquisti che sono stati fatti nei mesi scorsi, il presidente è convinto che la squadra comunque sia assolutamente valida, che tutte le operazioni fatte da Minadeo, dal suo staff, sono state comunque giuste per questa squadra. Ha parlato però anche di un rendimento non positivo di alcuni
elementi dai quali ci si aspettava molto di più. Ha fatto il nome di Lepore, ma in realtà il discorso era veramente esteso a tanti giocatori che erano a Lecco già in passato, che lo sono tuttora e dai quali appunto ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto per accompagnare i nuovi acquisti e i tanti giovani di cui è composta questa squadra. Il presidente appunto poi ha parlato anche di Volpe, dicendo che ha dato una spinta nuova comunque a una squadra in difficoltà perché Baldini, invece il suo predecessore, secondo lui non era riuscito a creare il giusto rapporto con la squadra, aveva una sorta di ansia di perdere che ha trasmesso ai giocatori, quindi il cambio in questo senso è servito sicuramente, anche se i risultati finora non hanno dato grande ragione nemmeno a Volpe. Ha parlato poi anche di quello che succederà nel mercato di gennaio ormai imminente. Arriverà sicuramente, lo ha detto, un terzino destro e poi si faranno nel limite del possibile altre operazioni, vedendo poi anche chi magari invece deciderà di partire, o la società deciderà di salutare, insomma. Quindi davvero tantissimi temi, ma prima di concludere questa prima parte di trasmissione, in assenza appunto delle dichiarazioni di Gennaro Volpe, che non ha parlato proprio nell'idea di voler restare concentrati solo sulla partita sul campo, vi faccio leggere un estratto delle dichiarazioni del patron che secondo noi che le abbiamo analizzate dall'esterno sono particolarmente significative e raccontano un po' il momento del Lecco. Lui dice che la nota dolente di questi primi mesi di attività è proprio il rendimento dei 15 giocatori che sono rimasti a Lecco. Lui dice: se qualcosa è venuto a mancare deriva da questi, sarà per l'età, la testa, la preparazione, non lo so, ma hanno dato molto meno di quanto ci si aspettasse. Con l'Albino Lef, ha detto il patron, abbiamo giocato una bruttissima partita, eravamo in campo imbambolati ed è un peccato, perché con il Padova abbiamo fatto 60 bellissimi minuti e lo stesso non si può dire dell'ultima gara. Senza trovare delle scuse, avevamo comunque 10 infortunati su 23 giocatori in lista, situazione che appunto si ripeterà domani, e questo porta qualcuno a dover giocare fuori ruolo. Abbiamo avuto 17 infortuni in 4 mesi, non tutti legati al lavoro sul campo. Abbiamo valutato anche la tenuta del campo, non veniva rimesso l'intaso da anni e le 2 gettate ci sono costate 30.000 euro, cui va sommato l'acquisto di un trattore per la manutenzione. Oggi, ha precisato appunto il presidente, il campo è più praticabile di quanto non lo fosse prima. Quindi il rendimento è questo, purtroppo, del Lecco, non arrivano vittorie da troppo tempo, e tutti ne sono ormai decisamente consapevoli. La speranza appunto è quella di invertire la rotta nella sfida di domani contro il Caldiero di cui parleremo a lungo a breve. Ora vi lascio solo un brevissimo stacco pubblicitario e poi torneremo con tutti i temi comunque di una vigilia che, al di là del fatto che sia un po' più silenziosa, meno densa di parole del solito, è comunque ricca di spunti e di temi. Allo stadio Rigamonti Ceppi quindi arriva il Caldiero Terme, squadra neopromossa nel campionato di Serie C, che comunque non sta attraversando un buon momento. Ha fatto un solo punto nelle ultime 5 partite, anche se comunque il Lecco ne ha fatti 2, quindi oggettivamente il rendimento dell'ultimo periodo è abbastanza equiparabile, ma la differenza notevole è che il Caldiero comunque in questo momento è al 18° posto in classifica e è a più 8 dalla Triestina, che è proprio il fanalino di coda di questo girone A, quindi comunque il Caldiero non sta attraversando un momento particolarmente positivo. Ha perso nell'ultimo turno di campionato contro l'Arzignano, anche se è riuscito però a battere il Padova in Coppa Italia, quindi colpaccio, tra l'altro proprio sul campo del Padova, colpaccio in Coppa Italia, una vittoria per 2-1, una vittoria che ha dato comunque morale a una squadra che, come dicevo, è un po' in difficoltà, nel senso forse è più o meno in linea con le aspettative, sapeva che avrebbe dovuto lottare per la salvezza.
e comunque in una fase abbastanza complicata di stagione. Appunto il piazzamento è il 18° posto, quindi terzultima piazza in questo momento del girone A, ma comunque all'interno della società, dello staff tecnico, della squadra stessa non si scoraggiano assolutamente, e lo ha detto anche il tecnico Soave, che a differenza di Volpe ha parlato in conferenza stampa, si è concentrato proprio anche sull'avversario, sul Lecco che andrà a trovare, una squadra che secondo lui non va comunque sottovalutata perché ha uno zoccolo duro di giocatori importanti, quelli che tra l'altro non stanno rendendo granché in questo periodo secondo lui. Vi faccio subito ascoltare le sue dichiarazioni in conferenza stampa per far capire quali sono le sensazioni all'interno della società e della squadra veneta alla vigilia del match. Ma mi concentrerei più su di noi, nel senso che veniamo da una partita sottotono, dove non siamo riusciti a fare a livello prestativo quello che c'era riuscito nelle ultime, e quindi ne siamo consapevoli, siamo mancati in quello che noi non possiamo mancare, quindi l'aggressività, la seconda palla e tutto quello che deve avere una squadra che deve salvarsi. Ovviamente dobbiamo cambiare sicuramente prestazione, e dobbiamo farlo in un campo complicato, con un pubblico importante, una piazza importante e una squadra, come dicevi te, che ha dei valori di una rosa forte, che magari sta stentando un attimo a trovare la quadra, e che dobbiamo cercare insomma di allungargli queste problematiche almeno per un'altra giornata. Chiederò intanto quello che non ho visto domenica, e quindi la capacità di andare a vincere più duelli, di andare a vincere più seconde palle, e di andare insomma ad alzare un po' i ritmi di una partita dove lo richiede, soprattutto anche per il campo, ma dove soprattutto noi non dobbiamo veramente mancare mai dal punto di vista del ritmo, perché noi, per magari trascurare qualche situazione tecnica che abbiamo in meno delle altre, dobbiamo sicuramente alzare il livello della partita e l'intensità della partita, cosa che ci siamo riusciti pochino con l'Arzignano. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595 www.gpcar.it. Avete sentito quindi le parole del tecnico avversario. Il Caldiero vuole assolutamente arrivare qui a Lecco per fare la sua partita, per farsi valere e per provare a conquistare anche qualche punto che sarebbe decisamente prezioso per la sua classifica. Per quanto riguarda appunto il Caldiero, non dovrebbe discostarsi in maniera evidente a livello di formazione dalle ultime scelte dei più recenti match. Vi faccio vedere in grafica quella che potrebbe essere la probabile formazione del Caldiero, che dovrebbe schierarsi con l'ormai consueto 4-3-3, che a volte viene alternato con un 4-4-2, ma ecco, sostanzialmente la situazione è questa. Vi faccio vedere in grafica la possibile idea di Soave. Giacomelli in porta, Mazzolo, Molnar, Gobetti e Baldani in difesa, Gattoni, Filiciotto, Mondini a centrocampo, con Marra, Scazzadori e Fasan in attacco. Per quanto riguarda il Lecco, scelte obbligate, dicevamo, per Gennaro Volpe, che davvero ha tantissimi infortunati, ormai fa la conta dei giocatori che ha a disposizione, perché purtroppo ogni giorno si registra una nuova defezione, ma anche qui non ci si dovrebbe discostare molto dall'ultima partita con l'Albino Leffe, anche se c'è un leggero margine di dubbio, perché vi faccio vedere in grafica quella che potrebbe essere la scelta di Gennaro Volpe. In questo caso, per come la vedete in grafica, appunto la formazione potrebbe essere schierata con un 3-4-3, quindi ovviamente non ci si discosta più dalla difesa a 3, perché appunto il tecnico ormai è indirizzato verso questo tipo di modulo. In questo caso potremmo vedere Furlan in porta, Seliak, Galli e Stanga in difesa, quindi ancora con Galli come centrale
centrale che comunque non ha sfigurato il centrocampista in quel ruolo a Zanica, nonostante non sia palesemente il suo. Centrocampo potremmo vedere Lepore, Ilari, Ionizza e Critta che rientra dalla squalifica, e un attacco con Galeandro, Cipos e Tordini, quindi Volpe potrebbe, diciamo, rendere la squadra un pochino più offensiva con questi 3 attaccanti, eventualmente poi Tordini potrebbe anche agire dietro le 2 attaccanti, quindi con a quel punto 3-4-1-2, ma chiaramente non ci si discosterebbe molto da questa idea. In alternativa potremmo rivedere il 3-5-2 che si era visto appunto contro l'Albino Leffe, sempre con Galli in difesa, e vedere quindi a quel punto però Doria a centrocampo al posto di un attaccante, quindi una leggera differenza. Doria è subentrato sempre nell'ultimo match, è subentrato anche abbastanza bene, pur non brillando ovviamente, ma in un Lecco che già non stava particolarmente figurando troppo bene, quindi queste sono un po' le 2 opzioni, 3-4-3 o 3-5-2, ma anche in questo caso non si andrebbe a cambiare più di tanto, con la possibilità, poi lasciamo aperta una minima speranza di rivedere magari qualche giocatore che al momento è in dubbio, come Battistini, come Billonghe, ma ecco, nel momento in cui stiamo registrando non filtrano sensazioni particolarmente positive su nessuno dei giocatori che abbiamo citato prima come assenti. Quindi non mi resta che darvi appuntamento alla sfida di domani sera sul campo del Rigamonti Ceppi, fischio d'inizio alle 20:30. Noi ovviamente vi racconteremo tutta la partita in diretta qui a LCN Stadio, e poi torneremo nel nostro studio per raccontarvi tutto quello che sarà successo, analizzare ogni occasione, ogni cosa che ci sarà da raccontare di questa partita con LCN Aftermatch, sperando per una volta di tornare a farlo con un sorriso, perché il Lecco davvero ha bisogno di punti, ha bisogno che anche i suoi giocatori più rappresentativi si compattino e che davvero diano una risposta dopo un periodaccio, davvero dopo un novembre da dimenticare. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione, cerchiamo di guardare con un po' di ottimismo a questa partita. Appuntamento a domani per Lecco Caldiero.